tregua, nuova allerta arancione in Veneto diramata dalla Protezione Civile regionale, in arrivo dalla serata piogge intense e temporali nella Marca, il Livenza sorvegliato speciale. Ponte di Piave, il livello del fiume ha costretto l'amministrazione a far evacuare 10 famiglie, situazione sotto controllo ma continua il monitoraggio con gli sfollati che invocano la cassa di espansione di Ciano del Montello. Terzo giorno di ricerche senza esito, nonostante l'enorme impegno profuso. Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso in Alpago, non è ancora stato ritrovato. Emergenza maltempo, oltre 560.000 spettatori hanno seguito ieri Antenna 3 con collegamenti e approfondimenti dalle zone più colpite del Veneto. Ho aperto il locale da 1 anno e mezzo, ma non mi aspettavo di subire una violenza simile. Parla il titolare del Vic Bar di Crocetta del Montello, aggredito da un cliente ubriaco. Arrestati con l'accusa di aver messo a segno un furto in abitazione a Casale sul Sile con un bottino di 20.000 euro. Nei guai un moglianese e 2 stranieri bloccati dai carabinieri. A San Fior l'ultimo saluto a Daniele Gnoffo, morto in moto a 18 anni. Il doloroso messaggio dei genitori e ragazzi in chiesa: divertirsi è un vostro diritto, ma la disattenzione può trasformarsi in dramma. Lunedì in cattedrale a Treviso i funerali del direttore della Caritas, Don Davide Schiavon, prevista una grande affluenza. Antenna 3 dalle 10:45 seguirà in diretta la celebrazione presieduta dal vescovo Monsignor Michele Tomasi. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo ancora una volta dal maltempo perché c'è una nuova allerta meteo a partire dalle 20, proprio tra pochi minuti fino alle 15 di domani. Previste piogge intense e vento forte. La situazione attualmente è sotto controllo. Durante la giornata di oggi è stato il Livenza il sorvegliato speciale. Al tempo, un sospiro di sollievo durato poche ore perché scatta da questa sera una nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile regionale per precipitazioni diffuse e consistenti, specie sulle prealpi e forte vento lungo le coste e nelle pianure limitrofe. Entità delle precipitazioni che fortunatamente dovrebbe essere inferiore agli eventi di questa settimana. Fino a questa mattina ancora in zona rossa per criticità idraulica le zone bagnate da Tagliamento, Lemene e Livenza, quest'ultimo sorvegliato speciale. Ha raggiunto l'altezza di 5,25 m al momento, è rimasta costante, quindi insomma siamo propositivi da questo punto di vista, speriamo inizi a calare. Piena che durante la giornata non ha accennato a diminuire, motivo per cui, sebbene non ci sia il rischio di esondazione, il Livenza resta costantemente monitorato con la Protezione Civile, pronta ad intervenire anche in vista delle precipitazioni attese durante la notte. Allerta che rimarrà valida fino alle 15 di domani, domenica 5 novembre. Ci si aspetta una precipitazione nel pomeriggio, tardo pomeriggio, sera. Restiamo in contatto ovviamente con i vari enti che ci daranno ovviamente nel tempo indicazioni più precise, però per il momento noi teniamo aperto lo stato di emergenza, teniamo monitorato, vediamo come si svilupperà la giornata e in base a quello poi decideremo il da farsi. Dal Livenza al Piave andiamo a Ponte, dove l'amministrazione è stata costretta a far evacuare una decina di famiglie, situazione sotto controllo anche qui, ma il monitoraggio è costante. Sentiamo la voce degli sfollati. Via Zattere, Ponte di Piave, l'argine veneziano che ha protetto la casa del signor Ercole a pochi passi da qui, soli 30 centimetri che hanno fatto sì che la casa di Ercole non venisse invasa dall'acqua. No, danni no. È andata bene, io qua mi sono salvato per 30 centimetri. Livello del fiume Piave che in queste ore è via via diminuito, ma che negli scorsi giorni ha costretto ad un attento monitoraggio. Nella notte tra venerdì e sabato evacuate 10 famiglie che abitano nella zona golenale in via Zattere e via Piave, notte che è passata senza particolari conseguenze. Siamo stati all'albergo qua a Ponte di Piave, ieri sera. Avete avuto problemi in casa? No. Per adesso no, speriamo che non arriva stasera. Cosa vi hanno detto? Ha detto che stasera è il codice rosso. Tutte le macchine le abbiamo portate su un Ponte di Piave. Ci fai vedere dove è arrivata l'acqua? Si vede dove è arrivata l'acqua, perché è tutto bianco. Dove è bianco è arrivata l'acqua. Pochi metri anche in questo caso hanno salvato le case di via Zattere, una fortuna secondo i residenti ancora scottati dall'ultima grande piena che aveva sommerso le case quasi fino al tetto. Sono cose che capitano, chi a noi vive in Golena Piave, ci siamo già abituati. È importante per noi, chiediamo solamente una cosa quando chiediamo
quanta acqua arriva, quello è la cosa più importante che ci sia. Poi noi ci siamo già come organizzarsi, portarsi via, non siamo gli ultimi arrivati che non sappiamo, noi sappiamo come comportarsi. Ieri sera sono rientrati quelli di via Piave e questa mattina sono rientrati quelli di via Zattere, quindi sostanzialmente il COC rimane aperto in diurno. Ora chiaramente terremo controllata e monitorata la situazione. Io sapevo tutto 10 ore prima, per cui ho smontato tutto. Me ne sono uscito, sono andato da amici e sono ritornato oggi. Una situazione che si ripresenta quasi ogni anno. Com'è vivere in queste condizioni? Difficile, speriamo che Ciano facciano questo benedetto bacino, perché se fanno il bacino qui siamo a posto. Perché nel caso in cui venga giù così veloce trattengono un po' d'acqua, il Piave lo tengono più basso, anche a parte noi, però nel 18 si rompeva l'argine nel San Donà, faceva chissà cosa. A Valdobbiadene adesso, dove il maltempo ha causato ingenti danni, non si avranno gli esiti delle analisi della potabilità dell'acqua prima di lunedì, ha avvisato il sindaco. Rimane dunque in vigore l'ordinanza che limita l'uso dell'acqua dell'acquedotto pubblico previa bollitura nella frazione di San Vito. E resta invece in vigore in senso alternato, regolato da semafori a Guia lungo la provinciale 36, la viabilità dopo la frana che ieri ha provocato lo smottamento del muro di sassi che costeggia la strada. Incessante è stato il lavoro dei volontari che fin dalle prime ore hanno operato, vedete nelle immagini, per mettere in sicurezza il tratto di strada. Di fatto la frana, lo smottamento è stato ripristinato, la strada sgomberata nel pomeriggio di oggi, ma come avevamo detto resta però in vigore il senso alternato e il monitoraggio notturno per verificare che non ci siano ulteriori cedimenti. Sul maltempo di questi giorni è intervenuto questa mattina, presente in Piazza Vittoria alla cerimonia per il 4 novembre, il prefetto di Treviso Angelo Sidoti, che ha posto l'accento proprio sulle frane in Pedemontana. Danni ingenti, ha detto, ma la viabilità ha retto. Sentiamolo al microfono di Lucio Zanato. Abbiamo avuto questi fenomeni intensi che hanno provocato anche dei danni significativi, soprattutto le strade provinciali sono state interessate da caduta di rocce o frane. E quindi la viabilità ha retto, però danni importanti. La reazione degli enti interessati, dalle forze dello Stato, vigili del fuoco, forze dell'ordine, fino alla protezione civile, ai volontari, agli enti comunali, è stata straordinaria, ottima e di grande tempestività per la salvaguardia dell'incolumità delle persone. E ora parliamo del ruolo delle assicurazioni nella gestione degli eventi catastrofali, un tema sempre più di attualità alla luce di quanto sta accadendo proprio per la crisi climatica. È stato un anno che possiamo definire orribile, purtroppo, dal punto di vista sia della quantità di danni causati dagli eventi naturali, sia dal punto di vista della intensità numerica di questi eventi. Alluvioni, allagamenti, grandinate come mai si era visto prima, eventi in crescita esponenziale, milioni di euro di danni. Gli effetti della crisi climatica sono sempre più evidenti e riaccendono il dibattito sulle coperture assicurative da eventi naturali in un paese come l'Italia, dove la stragrande maggioranza dei comuni presenta rischi idrogeologici e la copertura assicurativa è tra le più basse d'Europa come spesa pro capite rispetto al PIL prodotto. Dobbiamo sviluppare una cultura assicurativa a livello di famiglie e anche a livello di aziende. E per sviluppare questa cultura sicuramente bisogna partire dalle basi. Non possiamo non essere coperti sul bene principale che in Italia è la casa e solamente il 5-6% a livello italiano c'è una copertura inerente alle abitazioni per quanto riguarda i rischi climatici, quindi c'è molta strada da fare. Le compagnie assicurative sono in grado di fornire a prezzi adeguati coperture contro il rischio alluvione, contro il rischio terremoto e da qui dobbiamo assolutamente partire.
Sono state delle giornate impegnative, addirittura in 626.000 sono stati i telespettatori che hanno seguito le lunghe dirette per l'emergenza maltempo di Antenna 3 nella giornata di ieri, con, lo sapete, una diretta che è partita alle 8 del mattino e poi la prima edizione delle 12, le edizioni dei telegiornali, le trasmissioni serali, collegamenti e approfondimenti dalle zone più colpite dal Veneto, con un seguito davvero importante e significativo, che dimostra ancora una volta come la nostra emittente sia stata presente nel territorio e abbia ricevuto il calore dei telespettatori, e di questo naturalmente come sempre vi ringraziamo. Adesso andiamo noi alla cronaca e prima di partire con i servizi vi leggo un'agenzia appena battuta, perché un 17enne residente a Quero nel Bellunese è ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Feltre per meningite da meningococco. Le condizioni del ragazzo vengono definite impegnative, con monitoraggio costante, così riferisce l'ULS 1 Dolomiti. Ve lo leggo nella pagina di Treviso, perché si prevede di rintracciare le persone che hanno avuto contatti stretti con il giovane nei 7 giorni precedenti l'inizio della sintomatologia dal 27 ottobre in poi, e lo faranno gli operatori dei dipartimenti di prevenzione dell'ULS 1 ma anche dell'ULS 2 Marca Trevigiana, perché il ragazzo frequenta un istituto professionale di Valdobbiadene e quindi saranno contattati i compagni di classe e insegnanti per proporre la profilassi antibiotica, naturalmente in attesa del miglioramento che tutti ci auguriamo naturalmente di questo giovanissimo residente a Quero. Ora andiamo all'aggressione subita dal barista di un locale di Crocetta del Montello da parte di un avventore ubriaco, botte e lividi e 7 giorni di prognosi. Pugni e calci, questa volta ad avere la peggio è stato il proprietario del Vic Bar di Crocetta del Montello, aggredito da un avventore decisamente troppo alticcio a causa dell'alcol. Questo cliente è arrivato, si è messo fuori e mi ha ordinato una birra. A un certo punto, io di solito alle 2:30 chiudo, sono andato fuori a pulire i tavolini, lui mi ha chiamato e mi ha detto che non avevi i soldi per pagarmi. Gli ho semplicemente detto che sì, non era un comportamento accettabile, però mi sono girato e stavo per entrare quando lui mi ha tirato il bicchiere di birra addosso. Per fortuna c'era un cliente dentro che ha visto la scena e mi è venuto ad aiutare. Lei ha sporto denuncia? Sì, stamattina, ieri pomeriggio sono andato in ospedale a vedere i traumi che mi aveva causato e stamattina sono andato dai carabinieri e ho sporto denuncia. 7 giorni di prognosi, lividi e botte, nulla di grave fortunatamente, ma poteva finire peggio. Gli episodi di violenza si ripetono nei confronti degli esercenti dopo i fatti della scorsa estate, accaduti rispettivamente a San Fiore e a Cornuda. A portare solidarietà al giovane esercente il sindaco Marianella Tormena. È logico che non si riesce a prevenire cose del genere, però adesso che sappiamo che questa persona ha questa attitudine, almeno un occhio di riguardo ci deve essere. Non possiamo lasciare che la popolazione si sente in balia di chi può far violenza. Feitosa ha aperto il locale 1 anno e mezzo fa, ma non pensava di dover sopportare anche delle vere e proprie aggressioni. Vai al lavoro normale, una giornata normale, ti ritrovi in ospedale così dal nulla, quindi ti senti un po' sconcertato più che altro. Avevo idee, non pensavo che la gente fosse così. Sull'accaduto ora, grazie alla denuncia, indagano i carabinieri. E ora torniamo sui disordini che hanno preceduto il derby tra Treviso e Mestre, derby di calcio con 2 rivali storici. 7 DASPO emessi dalla questura di Treviso dopo l'aggressione dei tifosi biancocelesti ai bus dei rivali. 7 DASPO sono quelli emessi dal questore Manuela De Bernardin per l'aggressione da parte degli ultras del Treviso Calcio nei confronti dei rivali storici del Mestre al termine del derby veneto del 15 ottobre. I 7 tifosi sono stati identificati dalla Digos, grazie anche ai filmati delle telecamere di videosorveglianza. Per l'incontro era stato messo in campo un massiccio dispositivo di sicurezza. Malgrado questo, nello spostamento a bordo dei bus navetta della MOM dalla stazione allo stadio dei 190 tifosi mestrini, all'incrocio tra
Borgo Cavalli e viale Nino Bixio, ecco l'aggressione da parte di un gruppo di supporter che a volto coperto hanno invaso il put lanciando bottiglie di vetro, bicchieri, addirittura un paletto stradale contro i pullman, presi anche a bastonate. L'immediato intervento della polizia ha scongiurato lo scontro diretto tra le due tifoserie. Al termine delle indagini sono stati identificati e denunciati 8 soggetti, 7 dei quali raggiunti da Daspo, 3 non potranno più accedere a eventi sportivi per 2 anni, altri 4 addirittura per 5. Ora andiamo all'arresto di una banda di ladri accusata di aver messo a segno un furto in abitazione a Casale sul Sile, dove sono spariti gioielli e contanti per 20.000 euro. Prima il furto in un'abitazione a Casale sul Sile, dove i ladri hanno rubato la cassaforte con denaro e gioielli per quasi 20.000 euro. Poi la fuga. È la sera di mercoledì 1 novembre. I carabinieri, impegnati in un servizio di pattuglia, intercettano in via Nuova Trevigiana a Casale sul Sile una vettura sospetta. Alla guida un 49enne di Mogliano. E i sospetti dei militari trovano conferma. Dentro l'auto trovano la cassaforte aperta, una collana e numerose custodie di gioielli vuote. Evidentemente ci sono dei complici e subito scattano le ricerche. L'uomo viene portato a casa a Mogliano, ma quando i carabinieri stanno per arrivare notano 2 individui allontanarsi in tutta fretta. Scatta l'inseguimento e poco dopo i 2 vengono fermati. Si tratta di un 20enne kosovaro e di un 44enne albanese, trovati in possesso di 800 euro. La perquisizione nell'abitazione del moglianese conferma che i 2 stranieri fossero suoi ospiti e coinvolti nel furto. In casa venivano infatti rinvenuti anelli, bracciali, collane, orecchini, gran parte dei quali riconosciuti dal proprietario dell'abitazione svaligiata. Dalle successive indagini è emerso che l'albanese aveva numerosi alias e doveva scontare 8 mesi di reclusione in seguito a condanne anche per altri furti. I 3 sono stati arrestati stamane la convalida che ha disposto il carcere per l'albanese e l'obbligo di dimora per gli altri 2. Adesso a San Fior, dove questa mattina sono stati celebrati i funerali di Daniele Gnoffo, morto a 18 anni mentre guidava la moto di un amico. Le campane hanno richiamato centinaia di amici nella chiesa monumentale di Castello Roganzuolo per l'ultimo saluto a Daniele Gnoffo, il 18enne morto a San Fior mentre guidava la moto di un amico. A seguire il feretro alcuni motociclisti che hanno fatto rombare i motori. All'entrata in chiesa gli amici hanno portato anche la sua bicicletta, altra grande passione, oltre a quella per le moto motard. Una tragedia che in un colpo ha fatto piombare in un incubo la famiglia originaria di Palermo, una tragedia che non ha un perché, ha detto Don Domenico Valentino. Noi oggi stringiamo davvero con affetto intorno alla sua famiglia, sentano il nostro esserci. Poi un amico di famiglia ha letto un pensiero dei genitori Francesco e Valeria rivolto a tutti i ragazzi. Divertirsi è un vostro diritto, ma sappiate che un momento di disattenzione, un eccesso di sicurezza può trasformarsi in un dramma. Per cui, mi raccomando, fate attenzione. Incontratevi, giocate, divertitevi, socializzate, ma mi raccomando, usate la testa. Anche il fratello Nicolas, con la voce dello zio, ha voluto ricordare suo fratello. Mamma e papà sono tristi, ma orgogliosi di te. Eppure io. Ti prometto che gli starò vicino e li aiuterò a passare questo periodo. Ti vogliamo un mondo di bene. Arrivederci Dani. Buon viaggio e il tuo fratellino Miki. Fuori dalla chiesa gli amici hanno liberato in cielo dei palloncini. È l'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca, anche con modalità simili, che ha strappato alla vita dei giovani come Daniele. Torniamo ora sull'aggressione all'infermiera all'ospedale di Conegliano con lo SDUE che ha aderito al bando di Azienda Zero per far entrare in servizio dei vigilantes davanti alle strutture sanitarie.
Infermiera colpita con un pugno in pieno volto mentre stava mettendo il braccialetto identificativo ad un paziente nel pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Dopo l'ennesima aggressione nei confronti del personale sanitario, l'ULSS 2 accelera la procedura per avere dei vigilantes nelle ore notturne anche nel nosocomio coneglianese. Perché le problematiche che di solito vengono sollevate in termini di aggressività sono soprattutto durante la notte. Quindi l'idea era quella di mettere, anche se non può entrare all'interno ovviamente del servizio, ma all'esterno come deterrente, la presenza di un vigilante. Se magari facendo, come abbiamo fatto con Treviso, e ringrazio, e anche con Montebelluna, un accordo ovviamente con i carabinieri che sono non più in servizio, in congedo. Il direttore generale dell'ULSS 2 condanna il gesto ed assicura tutto il sostegno all'infermiera aggredita, che ha riportato lesioni guaribili in una ventina di giorni. Sono anche episodi come questi che allontanano sempre di più il personale dai reparti in prima linea, come appunto il pronto soccorso. L'aggressore, un trentenne senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri. Spero che questa persona venga, tra virgolette, punita, perché potrebbe essere veramente un segnale importante per aiutare le persone che oggi lavorano in prima linea, in pronto soccorso o in certi reparti, e che io ringrazio veramente di cuore per tutto quello che fanno. E ricordo a tutti che nel momento in cui noi andiamo a favorire o comunque a non dare peso a questi episodi di violenza, vuol dire che andiamo a inibire coloro che hanno voglia di lavorare in pronto soccorso, perché di fronte a episodi di violenza chiaramente le persone preferiscono andare a lavorare in altri reparti, in altre unità operative. Ci fermiamo adesso per un brevissimo break, a tra poco. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo alla politica. Il K3 di Villorba, ieri pomeriggio riunione dei consiglieri regionali della Lega. In primo piano la questione della legge sul fine vita che divide il Carroccio, ma il presidente Zaia ha lasciato piena libertà di coscienza sul tema. Abbiamo confermato quella che è la linea del nostro gruppo, cioè libertà di coscienza, libertà di voto senza alcun vincolo di maggioranza o di partito, quindi massima libertà per ogni consigliere di votare come crede, nel rispetto delle opinioni altrui, cosa che è sempre stata detta e che è stata ribadita ieri sera. Piena libertà di coscienza al momento del voto entro fine anno della legge regionale di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito. Riuniti al K3, sede provinciale della Lega Trevigiana, il presidente del Veneto Luca Zaia e i consiglieri regionali del Carroccio hanno trattato in pochi minuti la questione del fine vita, concentrandosi poi su bilancio, sanità, tagli ai trasferimenti pubblici. Zaia ha ribadito di essere favorevole alla legge che arriverà in Consiglio a Palazzo Ferrofini, lasciando piena autonomia ai consiglieri del Carroccio di esprimersi come credono. Un tema etico come questo è giusto che ognuno possa essere libero di esprimere il proprio pensiero e il proprio voto. Qui non è importante fare la conta e vedere come saranno i voti del gruppo. È un tema che riguarda la libertà e appunto ci deve essere libertà per tutti noi di votare come almeno ognuno di noi crede. In casa Lega la questione non trova tutti sulla stessa linea. L'invito di Zaia è stato quello di non criticare le posizioni altrui, ma di limitarsi a prenderne atto. Secondo il capogruppo Villanova il tema non creerà neppure attriti con gli alleati di Fratelli d'Italia, che esprimeranno però un voto di partito. Abbiamo un approccio diverso dagli amici di Fratelli d'Italia, ma questo non vuol dire che su altri temi che riguardano la nostra amministrazione non si possa continuare ad andare avanti come abbiamo sempre fatto e come stiamo facendo ormai da 3 anni. Lunedì mattina in cattedrale a Treviso si terranno i funerali del direttore della Caritas, Don Davide Schiavon. Tante le testimonianze di cordoglio che arrivano da tutta la diocesi e non solo, e in particolare dalle comunità che Don Davide ha servito come cappellano, sacerdote e parroco. Per questo è prevista un'autentica folla che non riuscirà probabilmente a entrare in chiesa. Per questo Antenna 3 dalle 10:45 seguirà in diretta la celebrazione presieduta dal vescovo Monsignor Michele Tomasi. Sono tantissime le telefonate che in questi giorni abbiamo ricevuto per farci le condoglianze per la morte di Don Davide e per il dolore che questa ha provocato in noi. In parrocchia come in Caritas è un continuo di testimonianze di solidarietà per la scomparsa di Don Davide Schiavon. Dal 2008 il direttore dell'organismo diocesano per le persone povere in difficoltà si è sempre prodigato per gli altri fino all'ultimo giorno, quando il 1 novembre, in procinto di uscire dalla Casa della Carità dove abitava per celebrare la messa nella chiesa di San Pio X, il suo cuore ha ceduto.
Aveva scelto di abitare dentro la sede della Caritas per essere sempre vicino agli ultimi e lì nel 2019 aveva accolto il vescovo Michele Tomasi il giorno del suo insediamento nella diocesi di Treviso. Con il progetto Rifugiato a Casa Mia aveva affrontato le emergenze immigrati e richiedenti asilo e oggi alcuni di loro sono diventati volontari e operatori. Ma la vocazione Don Davide l'aveva abbracciata nel 1995. Prima cappellano a Martellago, poi a Nervesa della Battaglia a Bavaria e poi ancora parroco di Levada e Torreselle di Piombino Dese. Tante dunque le comunità che lo piangono e tantissime le persone che lunedì vorranno essere presenti all'ultimo saluto, ma non tutte riusciranno ad entrare in cattedrale a Treviso e per questo Antena 3 trasmetterà in diretta i funerali presieduti dal vescovo Michele Tomasi. Lunedì quindi dalle 10:45 ci collegheremo con Piazza Duomo ricordando la figura di questo sacerdote con chi ha vissuto a più stretto contatto con lui, per poi seguire la celebrazione fino al suo termine, quando Don Davide sarà accompagnato al cimitero di San Donà, dove riposerà nella cappella dei sacerdoti originari di quel tratto del Piave. Veramente Don Davide era una profezia che ci invitava ogni domenica all'attenzione ai più poveri di questa società e del mondo. Non solo, ma posso dire che abbiamo condiviso con lui e io ho condiviso con lui 11 anni di passione per il Vangelo e per il servizio di questa Chiesa. Speriamo che la sua profezia diventi un segno che ci illumina il cammino per il nostro futuro. Ora veniamo alle celebrazioni per il 4 novembre, anche in città come in tante altre località della Marca, la cerimonia per ricordare la vittoria, la festa delle forze armate e naturalmente i caduti. Cerimonia in tono minore proprio in Piazza Vittoria, dove la scelta di non accompagnare le corone con l'inno del Piave è stata subito notata dai presenti. Onore ai caduti! Gli onori ai caduti della Grande Guerra per la prima volta senza l'inno del Piave. Più di qualcuno è rimasto sconcertato oggi in Piazza Vittoria per la singolare scelta di non suonare quello che soprattutto nei nostri territori è il ricordo musicale per gli oltre 600.000 morti del conflitto che ha visto la follia delle battaglie dell'Isonzo, la disfatta di Caporetto, la vittoria di Trento e Trieste, ma soprattutto quella di Vittorio Veneto. 90 anni. 91. 91. Per lei l'inno del Piave che cos'è? L'inno del Piave è tutto. Tutto. Ma oggi che non l'hanno suonato l'inno del Piave quando sono arrivate le corone? Questo mi ha deluso. Delusione mista a stupore tra i presenti, prima invece colpiti positivamente dalla scelta di coinvolgere 2 studenti per l'alzabandiera. Per te cos'è il 4 novembre? È una festa importante perché si ricordano i caduti, coloro che hanno combattuto per renderci liberi, per annettere anche territori utili per l'Italia. Per te l'inno del Piave cos'è? L'inno del Piave è una canzone che cantava mia nonna e anche i miei nonni quando ero piccolo e me la ricordo proprio per questo. Insomma, si è sentita la mancanza del Piave, al punto che più di qualche cittadino è andato a chiedere spiegazioni. Mi ha detto che c'è stato un errore sulla scaletta fatta naturalmente dall'ordinario militare, mi dicono questo. Peccato che anche la scelta di suonarlo, per giunta sottotono alla fine, abbia creato più di qualche imbarazzo, perché non si può sciogliere una cerimonia con un inno, tra l'altro senza presentarlo, che è stato anche nazionale nel 1945, con il risultato che in particolare le autorità militari non si sono mosse fino alla fine dell'esecuzione. Questa è la cronaca del nostro Lucio Zanato. Andiamo invece a Fagarè della Battaglia, al monumento ai caduti, dove anche lì naturalmente si è celebrato oggi il 4 novembre. Cerimonia solenne al Sacrario Militare di Fagarè della Battaglia, dove sono conservati i resti dei soldati caduti nella battaglia del Piave del 1917-1918, un luogo suggestivo per le celebrazioni della festa delle Forze Armate, un luogo che in questi giorni di maltempo diventa ponte tra ricordo e attualità. Qui proprio in questi giorni il Piave qua vicino ha mormorato e noi in questo momento ci siamo sentiti ancora più uniti perché ci fa davvero capire quanto sia importante lo spirito di collaborazione
coesione, di unione e di fratellanza reciproca, sia nei momenti appunto di guerriglia che oggi sono più allarmanti, che anche nei momenti quotidiani in cui è sempre importante l'aiuto reciproco. Unione che la sindaca di San Biagio ricorda come condizione essenziale anche in momenti storici complessi come quelli che stiamo vivendo. Una grande emozione, soprattutto visto il contesto geopolitico internazionale che stiamo vivendo. C'è bisogno di vivere questi momenti, infatti abbiamo voluto fortemente la collaborazione anche delle scuole, delle famiglie, dei ragazzi, perché la storia non si impari solo dai libri ma anche si tocchi davvero con mano, e quindi speriamo che questi momenti siano sempre più partecipati e si capisca davvero il valore della libertà, della pace, di un'Italia e di una patria unita. E ora le notizie che arrivano invece dal Bellunese. Ritorniamo sul maltempo nel Bellunese perché non hanno dato esito neppure oggi, terzo giorno, le ricerche di Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso in Alpago. Vicinanza è stata espressa anche da Marco Pier Gallini, segretario generale del sindacato dei vigili del fuoco. Lago di Santa Croce, sono proseguite ininterrotte le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Ricerche incessanti per ritrovare Walter Locatello, il vigile del fuoco disperso da giovedì, ma senza risultati. Una disperazione che l'immagine di Giampaolo Bottacin, solo sull'argine del lago di Santa Croce, ben rappresenta. Ormai tutti si sono dovuti rassegnare a cercare un corpo, perché la moglie e i genitori possano almeno portarlo in un posto dove poterlo piangere. L'assessore alla protezione civile della Regione Veneto ha parlato solo qualche istante con chi coordinava le ricerche. Sono qui per un amico, ci ha detto, abbassando gli occhi. Oggi, grazie alle condizioni meteo favorevoli, si sono alzati in volo i droni, alternandosi con un elicottero. Le imbarcazioni dei vigili del fuoco hanno setacciato tutto lo specchio del lago, che, ricordiamolo, è il secondo più grande del Veneto. Si sono studiate le correnti per capire dove possono averlo portato. Le speranze sono affidate ai sommottatori che si sono tuffati invano e a un ecoscandaglio che potrebbe individuare dove si trova. Nessuno smetterà di cercare il Locatello fino a quando non sarà ritrovato, con gli occhi bassi e la morte nel cuore. E c'è stata anche una frana sulla regionale 50 Passorolle, Grappa Passorolle, stamattina alle 9 circa, strada chiusa, fanno passare a senso unico alternato tramite una stradina laterale, ma un veicolo alla volta. Non dovrebbero esserci comunque mezzi colpiti dai massi, ci sarà probabilmente un sorvolo con l'elicottero per le verifiche, ma ecco, tant'è, queste sono anche le conseguenze poi anche a distanza di qualche ora del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione in questi giorni e ricordiamo riprenderà purtroppo da questa sera con la nuova allerta arancione fino alla mattina di domani. Voltiamo pagina, iniziata martedì 31 ottobre, si concluderà domani, domenica, la 37esima edizione dell'ex tempore di scultura su legno che ha animato il centro storico di Belluno. Nonostante il maltempo, confermato da parte di cittadini e visitatori il gradimento riscontrato negli scorsi anni per le magnifiche creazioni degli scultori partecipanti. La giuria domani, in mattinata, deciderà il vincitore. La cerimonia di premiazione è poi prevista per le 16 nella sala Luciani del centro congressi di Piazza Piloni. Dopo 9 giornate intense e partecipate si chiude sempre domani invece la 45esima edizione di Arredamont, associata ad Arte in Fiera Dolomiti, giunta invece alla 18esima edizione. La manifestazione ha proposto momenti di approfondimento per le imprese, incontri, focus specifici e alta qualità di esposizioni. Domani alle 11 l'ultimo degli approfondimenti col convegno sull'occupazione femminile nella manifattura artigiana a cura dell'Appia CNA. Poi dalle 12.30 in area incontri, in occasione del 60° del Vaillant e del 20° della Fondazione Vaillant, l'omaggio dell'artista Giulia De Serio, mentre nel pomeriggio alle 17 la premiazione del concorso Arte Fiera Dolomiti.
Forse non tutti lo sanno, ma Dino Buzzati è l'italiano del Novecento più tradotto all'estero, tanto che le sue poesie sono state appena tradotte in 4 lingue. Giornalista e scrittore, amò moltissimo il teatro e proprio dal teatro gli arriva ora un più che giusto riconoscimento. Diventerà ufficialmente Dino Buzzati quello che oggi è e lo sarà ancora fino a martedì il Teatro Comunale. Concluso l'iter necessario, tra pochi giorni ci sarà la cerimonia ufficiale. Credo che sia fondamentalmente un gesto d'amore nei confronti di uno dei figli più illustri della città di Belluno e anche una manifestazione da parte dell'amministrazione comunale, ma in realtà di tutta la città, di gratitudine nei confronti di un artista a tutto campo quale è stato Dino Buzzati a 51 anni esatti dalla sua scomparsa. Buzzati, nato a Belluno, in una magione diventata museo, amò il teatro, tanto da dedicargli 17 opere, scrivendone tra il 42 e il 66 anche 3 in un solo anno. La più rappresentata fu Un caso clinico, tradotta in francese addirittura dal premio Nobel Albert Camus. Buzzati, per quel palcoscenico tanto amato, si cimentò perfino nel ruolo di costumista per Carla Fracci. Tutti ricordi emersi dai racconti di chi oggi ne conserva e ne divulga il ricordo come fa la pronipote. Per noi è un'emozione fortissima e sicuramente proprio una gioia, perché la città di Belluno può riconoscere questo grandissimo autore intitolando proprio il teatro, quindi una cosa per noi appropriata proprio perché Buzzati amava il teatro e quindi siamo felici, siamo emozionati e felici e forse era auspicabile, è successo e ne siamo molto, molto contenti. Era l'ultimo servizio per questa sera, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso come sempre le previsioni del tempo, vi auguro una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, a Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La perturbazione abbandona lentamente il nostro territorio, il tempo è in via di miglioramento. Vediamo il dettaglio di domenica 5 novembre. Sul Veneto prevalenza nelle prime ore di copertura nuvolosa e non è esclusa anche qualche residua e debole precipitazione sparsa. A seguire sono attese ampie schiarite e soleggiate, come ci mostra la grafica, con cielo pressoché sereno. Le temperature saranno in aumento, minime sui 2-7 gradi, massime comprese tra 15 e 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà nuvoloso qui con piogge moderate ed abbondanti. Sulla costa possibili mareggiate e acqua alta. Dal pomeriggio poi deciso miglioramento con spazi di sereno. Temperature minime tra 7 e 13 gradi, massime sui 16-19 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un esaurimento delle precipitazioni già in mattinata, poi sarà più asciutto e soleggiato. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 12-14 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.